Le ragazze possono, questo è il titolo di una manifestazione organizzata dalla FIDAPA stamane al Liceo Leonardo. Sì, la FIDAPA nell'ambito della programmazione del biennio 2015-2017 intende portare avanti questo progetto per promuovere le lauree tecnico-scientifiche per le donne, perché abbiamo rilevato che esiste ancora un gap in questo percorso formativo. Pertanto abbiamo pensato, di concerto con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, di promuovere un'attività di orientamento per le giovani donne che si apprestano a intraprendere un percorso universitario di studi affinché si promuova la laurea tecnico-scientifica. Naturalmente per fare ciò abbiamo pensato di portare delle testimonial, cioè delle donne che hanno intrapreso percorsi di carriera e di studio di un certo livello, proprio perché motivassero particolarmente le ragazze. Come mai avete sposato questa iniziativa? Noi ogni anno, per quanto riguarda l'orientamento, formiamo i nostri ragazzi su tutto ciò che il territorio ci presenta. Infatti oggi abbiamo avuto l'opportunità dall'associazione FIDAPA di orientare i nostri ragazzi, in maniera particolare le ragazze, verso l'ingegneria. Questo è uno dei momenti sull'orientamento che i nostri ragazzi stanno facendo a completamento di tutte le fasi dell'orientamento fatto, tipo Palermo, Catania, e ne faremo sicuramente altre.